di un sistema al limite dell'omertoso, questo deve fare veramente riflettere. Allora, qui abbiamo il Veneto e la Lombardia, con Caner e Civati. Allora, da voi come funzionano le cose? Perché non da oggi la mia convinzione è che tutti ce l'hanno con i ministeri, tagliare i ministeri, eccetera, e poi il grasso vero sta nelle regioni. Sono due regioni importanti, due regioni ricche. Da voi, consiglieri regionali, di quanti soldi, a parte lo stipendio, di quanti soldi possono disporre? Guardi, noi non abbiamo queste cifre. Io non ne vorrei avete essere più basse, non avete niente? Molto più basse. Quanto? Guardi, si spendono sui circa 3-4 milioni di euro per tutto il Consiglio e tutti i gruppi consigliari. Quindi, e comprendono quanti tutte sono le i consiglieri spese. del Veneto? Attualmente sono 60, ora in statuto abbiamo fatto la riduzione a 50. Sì. Ecco, io non vorrei essere Quindi ridondante. 90.000 euro a testa? Anche meno, anche meno. Cioè, però voglio guardi, dire, noi abbiamo un gruppo lei di 20, può disporre... Guardi, abbiamo un gruppo di 20 consiglieri regionali, compresi gli assessori, e percepiamo 500.000 euro per le spese del gruppo all'anno, quindi sono molto meno. Che significa spese del gruppo? Ma studi, ricerche, interventi che si fanno a livello politico per portare, diciamo, a conoscenza dell'opinione pubblica quelle che sono le attività del gruppo, cioè comprende un po' tutto, e compresa anche la spesa dei dipendenti che vengono assunti, alcuni. Ecco, ma chi controlla? Perché sono rimasto molto colpito, per esempio, dal fatto che il vostro senatore Stifoni, che era il tesoriere del gruppo alla Camera, al Senato, e poi a un certo punto è accusato pure là, cioè, ma questi soldi dei gruppi, ma ognuno gli fa quello che vuole, come funziona questa cosa? Allora, guardi, io parlo per la Regione Veneto, non so come, cosa accada a livello di Senato o di Camera dei Deputati. Noi siamo certificati, abbiamo dei revisori dei conti che controllano i nostri conti, e quindi io come capogruppo rispondo personalmente, tutte le spese che vengono fatte sono certificate, le autorizzo soltanto con spese diciamo, giustificate, pezze giustificative, e rilascio diciamo, il contributo soltanto di fronte a una pezza giustificativa. Cioè, quindi lei può mettere la mano sul fuoco che di quei delle spese del mio 500.000 passano per i revisori dei conti tutte. Ripeto, abbiamo 500.000 euro all'anno per 20 consiglieri, quindi come vede le cifre sono completamente diverse da quelle che io ho sentito. Dottor Vespa, io non vorrei essere ridondante, però onestamente diciamocelo, non tutte le regioni in Italia hanno lo stesso trattamento. Sentiamo... E guardi, scusi, non parlo di questioni di tipo politico, di centrodestra o centrosinistra, perché io sono il capogruppo della Regione Veneto. La Regione Emilia-Romagna, per esempio, è un'altra regione virtuosa come lo è il Veneto o la Lombardia. Ecco, allora, credo che in Italia ci sia una situazione diversificata, e credo che se non si introducono quelli che sono i cosiddetti costi standard, noi da questo marasma non ne usciamo. Posso chiedere a Civati come ve la cavate in Lombardia? Cioè i consiglieri regionali hanno un appannaggio forte, debole, non ce l'hanno? Come funziona? Al di là dello stipendio, che abbiamo ricordato è uguale più o meno a quello dei deputati e dei senatori.